lavoro che ha soddisfatto l'amministrazione comunale in termini di tempistica e anche di, come dire, regolarità di esecuzione, sia di soddisfazione anche per i residenti di Ronchi e in particolare di questo quartiere, di quest'area racchiusa tra l'autostrada e la ferrovia. È stato a più come dire, riprese sollecitata la possibilità di aprire un varco per poter, come dire, ridurre il tratto di percorrenza per poter avere accesso a questo quartiere. L'unica soluzione possibile era soltanto trovata con grande difficoltà soltanto in un senso, cioè quello di entrata dal cavalcavia e non di uscita, per ovvie ragioni che credo siano sotto gli occhi di tutti. Questo tratto è stato chiuso, come voi tutti ricorderete, nel 2014, quando abbiamo fatto il collegamento abbiamo eseguito il completamento tra il sottopasso nuovo e il cavalcavia esistente, e quel progetto prevedeva la completa chiusura di questo tratto di viabilità. Siamo partiti da quel momento a seguito delle richieste soprattutto di questo quartiere, soprattutto dei residenti di questa zona. In 3 anni siamo riusciti a trovare la soluzione, i finanziamenti e ad eseguire anche l'opera, cosa che magari per i cittadini possono sembrare anche abbastanza lunghi 3 anni, nei percorsi della pubblica amministrazione vi assicuro che non sono assolutamente tempi lunghissimi, anzi sono tempi molto celeri. Io devo ringraziare intanto i residenti di questa zona che hanno sopportato, al di là di qualche maledizione sotterranea insomma inviata al sindaco e all'amministrazione, sono riusciti anche a resistere aspettando, siamo tutti umani. È una battuta ovviamente, so che l'avete sempre fatto, anche la maledizione era a fin di bene e, come dire, è fatta con molto affetto. Però siete riusciti in qualche maniera ad avere pazienza, a portare pazienza finché non è arrivato a compimento l'opera. Devo ringraziare anche tutti gli enti che in qualche maniera hanno condiviso con noi la necessità, una volta trovata la soluzione, di accelerare il più possibile i tempi. Il professionista che ha fatto il progetto rispettando tutte le normative per quanto riguarda la sicurezza e individuando una soluzione che è stata condivisa poi anche dal collaudatore oltre che dall'ufficio tecnico, e che tiene ovviamente in considerazione non soltanto la necessità di accesso ma anche la particolarità del luogo dove si innesta questo accesso, perché siamo in curva su un cavalcavia dove è prevista la percorribilità ai 40 all'ora sulla cavalcavia e che doveva necessariamente essere impostato in modo tale da non aggravare il problema della sicurezza. Qualcuno ovviamente ha evidenziato la particolare forma dell'innesto, questa curva S e questo spazio stretto, che è stato studiato appositamente per dare la possibilità di aprire il varco, perché qua non siamo in montagna, pur essendo il cavalcavia un po' più alto rispetto al piano montagna, non è una pista da sci, non ha sede discesa libera, non è un trampolino di lancio, no, per quelli che fanno il salto con gli sci, è soltanto una strada urbana a destinazione particolare, come l'ha definita il collaudatore, cioè un collegamento esclusivo a questo quartiere in entrata, che deve essere percorso, tra l'altro che c'è anche la pista ciclabile e il passaggio pedonale, deve essere percorso in modo tale da garantire la sicurezza sia di chi entra, che deve rallentare, il tratto si può percorrere a 30 all'ora, questo qua, sia soprattutto di coloro che transitano a piedi o in bicicletta. Non è una pista da scaraventarsi correndo come dei matti. Questo è il concetto di fondo. Non avevamo scarsità di spazio, perché se volevamo fare una pista di discesa libera bastava soltanto farla dritta più larga. Voi vedete che ci sono degli spazi che potevano essere utilizzati. Se non sono stati utilizzati è proprio per obbligare quelli che accedono a questa discesa a rallentare il più possibile per la loro sicurezza e anche e soprattutto per tutti gli altri residenti che eventualmente possono transitare in bicicletta o a piedi su questo tratto di strada. Chi che voglia decorrere un po' più forte, sempre se i vigili che consente, da un'altra parte e sempre nel rispetto dei limiti di velocità, hanno la possibilità del collegamento tradizionale un po' più lungo, ma probabilmente anche un po' più veloce nella percorribilità. Ecco, per cui in questo tratto questa è la velocità e questa è stata fatta in questo modo proprio su
disposizioni dei tecnici che hanno rispettato le normative per garantire la sicurezza di tutti, non gli stimoli di quei che ha il piede pesante sull'acceleratore. Questo sia chiaro. Devo ringraziare anche la società Autostrade che ha messo a disposizione una parte del costo dando un contributo all'amministrazione comunale e consentendo di coprire tutta la spesa. Alessandro Paiusco che le sta, voglio dire, il tramite autorevole nei confronti della società Autostrade e che quindi ha sollecitato il Presidente, insomma, a dare fondo. È stato un percorso lunghetto, però in qualche maniera, insomma, dobbiamo dare atto a Cesare quel che è di Cesare e dopodiché, insomma, al prete che daremo quel che è del prete. All'ufficio tecnico che ovviamente ha seguito tutti quanti i lavori, alla ditta che in qualche maniera, da quel che mi risulta, insomma, ha lavorato senza brontolii di sorta e senza creare difficoltà e problemi, e a tutti coloro che sono intervenuti, compreso anche il collaudatore finale, che fra l'altro già era l'ex dirigente l'ingegner Belesia della società Autostrade, che conosceva ovviamente il sito e che in qualche maniera ha dato determinate indicazioni e quindi delle prescrizioni perché questa soluzione rispettasse appunto non soltanto i desideri degli ingegneri, ma anche, come che ho detto prima, tutte le normative per garantire la sicurezza di tutti coloro che possono transitare in questo tratto di viabilità. I due ingegneri